abbiamo presentato questo corto la scorsa estate dal titolo Il barbiere complottista, e arriviamo oggi nel 2025 con un film che si intitola Il complottista, che è l'evoluzione di quel concept. Io vorrei che tu, in introduzione, poi avremo modo di parlare dopo il film in maniera più approfondita, ci raccontassi un attimo qual è il percorso, perché è un percorso tra l'altro che ha richiesto anni, che ha portato poi alla realizzazione di questo film. Innanzitutto grazie mille per essere venute e venuti tutti quanti, è un'emozione, non ve la dico neanche, mercoledì una sala così piena, sono veramente contento. Io parlo sempre bene di Pordenone e di Cinema Zero a tutte le persone che incontro, quindi dico, ho detto anche a Paolo, se l'Italia funzionasse come funziona bene il Cinema Zero, qualcosa andrebbe meglio probabilmente, quindi grazie. E devo dirti di più. La proiezione a Pordenone del cortometraggio è stata l'ultima proiezione pubblica del cortometraggio, quindi comunque Pordenone ci sta, sì, è qui, sì, e quindi sono storia, veramente contento di essere qua stasera. No, appunto il film è Il complottista, quindi abbiamo tolto il barbiere, è rimasto il complottista, anche se il personaggio che poi vedrete in scena è comunque un barbiere, però vabbè, queste sono scelte che uno deve fare, dei sacrifici. Per la prima cosa che mi sento di dirvi è che non avevo pensato, mentre giravo e scrivo il cortometraggio, di farne un lungometraggio, quindi questa è già un'informazione secondo me interessante, perché spesso si pensa, o comunque l'approccio ai cortometraggi è il seguente, nel senso, tu prima scrivi, hai un'idea di un lungometraggio forte, poi è difficile da produrre perché è molto complesso fare un lungometraggio, anche l'opera prima, soprattutto trovare la fiducia dei produttori, trovare i soldi, i finanziamenti, è veramente complesso, e quindi il consiglio è: gira un cortometraggio, una scena, una pillola, fai vedere cosa sai fare o qual è il potenziale di questa storia, e poi gli dici guarda però che ho fatto anche il lungo. Invece nel mio caso è andato proprio al contrario, cioè nel senso, io avevo scritto questo cortometraggio e era appunto un cortometraggio di fine corso del Centro Sperimentale, che è una scuola di cinema a Roma, e poi ho avuto una vita molto fortunata perché andò al Festival di Cannes, vinse il primo premio nella sezione della Cine Fondation, quindi ho avuto tutta questa vita fortunata. Ma in realtà la cosa divertente è che quando io sono andato a incontrare la mia produttrice, non glielo potevo dire che il cortometraggio esisteva e che era a Cannes, quindi è stata una cosa strana, perché ho fatto un altro cortometraggio precedente, si chiama Notte Romana, che tra l'altro stasera andrà in onda per la prima volta su Rai Play, su Rai 1 all'1:30 di notte, non so chi se lo vede, penso nessuno, però vabbè, io così lo dico. Oggi abbiamo Il complottista e l'altro cortometraggio, quindi chi vuole fare la visione notturna, magari facciamo questo più 300, più 100% la monografica. La monografica, esatto. E quindi avevo fatto questo cortometraggio che arrivò alla mia produttrice, gliel'avevano fatto vedere, se l'era visto, non mi ricordo, e mi ha detto vabbè, incontriamoci. Nel frattempo avevo già girato il corto Il barbiere complottista, che non so, magari qualcuno di voi è riuscito anche a vederlo quest'estate, quindi avrà anche modo di fare il paragone, è interessante poi magari dopo approfondire questo aspetto. E praticamente all'incontro con la mia produttrice, che è un incontro classico, dice vabbè, ma hai qualche idea? Classica la domanda. E io le ho detto che avevo quest'idea perché girando il cortometraggio la prima cosa, diciamo, che mi è venuta in mente proprio mentre lo giravo è che è un mondo inesplorato, mai raccontato dal cinema italiano, c'è proprio un buco. Cioè abbiamo raccontato di tutto, ogni tipo di storia, storie d'amore a non finire proprio, il cinema delle storie d'amore, delle relazioni, le commedie romantiche proprio a pioggia, però non c'era un film, poi a me piace molto la commedia, questo è ispirato comunque alla commedia all'italiana come tipo di riferimenti, ecco, per darvi un po' di chiavi di lettura, quindi una commedia amara comunque. E non c'era un film su questo mondo, e girando il cortometraggio ho detto vabbè, ma qua c'è troppa roba e in 20 minuti non bastano, quindi abbiamo ipotizzato con gli sceneggiatori la versione appunto approfondita di entrare dentro questo mondo in modo anche non canonico, nel senso non come si tende a fare su questo tema, ecco, quindi non era semplice farlo ovviamente, però appunto avevo quest'idea, sono andato alla mia produttrice e l'ho detto io ho quest'idea, quest'idea è molto figa perché ovviamente nessuno l'ha mai fatto, quindi era un'idea già questa. E io là avevo avuto difficoltà perché non le potevo dire che avevo fatto il cortometraggio, perché mi era arrivata una mail da Cannes la settimana prima dove c'era scritto proprio chiaro e tondo: tu questa informazione, mi hai scritto proprio, ho visto 1500 cortometraggi, il tuo è la prima commedia, era il 2022. Infatti volevo dire, è molto raro che una commedia finisca in quelle platee. È rarissimo, infatti io pure non ci credo, pensavo fosse un complotto, una presa in giro, uno scandalo, non so cosa, ho fatto delle capriole, però se volete sapere come la mia reazione a quella mail era proprio delle capriole, perché comunque non lo potevo dire, quindi dovevo fare qualcosa di fisico. E nella mail c'era scritto: ho visto ad ora 1500 corti, la selezione è ancora in corso, ma il tuo è la prima commedia, ho riso dall'inizio alla fine, mi ha quasi fatto commuovere, te lo prendo.
Poi a capo, in grassetto, spesso sottolineato, non devi dire assolutamente a nessuno questa informazione è riservata, per favore tienitela per te, se no pena l'esclusione. Minchia, ragazzo di 24 anni, 25 gli anni che avevo, leggi sta cosa, fatica. Io non l'ho detta a nessuno, cioè sono stato proprio bravo, l'ho detto forse ai miei genitori, cioè proprio veramente riservato, e non lo dissi alla mia produttrice, però a quel punto era in difficoltà perché lei mi ha detto voglio farla questa idea, la facciamola, cioè mandami, scrivi, io ho fatto non so come dirtelo, io ho fatto un cortometraggio ma perché non me l'hai detto? Perché non te lo posso dire, e quindi si è creato tutto questo gioco e lei non capiva, e poi dopo le ho rivelato questa cosa e quindi poi ne è nato il film, però è tutta una serie di casualità, diciamo, non c'è stato nessun pensiero dietro, quindi vabbè, ora diciamo vi augurerei la buona visione. Sì, esatto, e poi avremo modo di sviscerare poi tanti dettagli che vengono fuori da questo film, che vedrete è davvero un film che porta a farsi tante domande, tante riflessioni, perché ha un grande equilibrio, ma lo vedremo dopo, adesso è giusto che voi lo vediate. Ci vediamo più tardi. A dopo. Allora Valerio, io ti farò le classiche 2 prime domande, poi vorrei sentire anche il pubblico come da nostra abitudine. Vorrei chiederti come ti sei immerso in questo mondo, perché necessariamente per calarsi in questa realtà e descriverla, insomma, in questa maniera vivida come hai fatto tu, c'è bisogno di una documentazione sul campo, diciamo. E poi, approfittando di questa partenza, vorrei anche che tu ci raccontassi il modo in cui è stata costruita la comunicazione di questo film, perché il film effettivamente si è nutrito anche di una serie di iniziative collaterali volte, insomma, a creare quello che oggi si chiama hype, o comunque a creare informazione su questo film e diffusione di notizie su questo film. Beh, allora non so se iniziare dalla seconda o dalla prima tu, o sì. parto, ecco. Sicuramente questo è un film molto piccolo, nel senso, non so, apparentemente può sembrare più grande di quello che è, ma è un'opera prima a basso budget che ha avuto una lavorazione non semplice, nel senso che è stata girata apparentemente da tutti under 30, siamo tutti molto giovani, ora ci sono io, però ci sono tantissimi altri ragazzi che hanno lavorato a questo film e sono molto felice che ce l'abbiamo fatta, diciamo, a farlo. E quindi anche promuovere un film del genere è una fase creativa che non avevamo considerato, nel senso che comunque non è appunto come altri film che vi sarà sicuramente capitato di vedere qui, che automaticamente hanno una distribuzione gigantesca, che entrano in tantissime sale, hanno un altro tipo di circuitazione, quindi ci dobbiamo inventare qualcosa di creativo, e uno dice la fase creativa è solo scrivere, girare, montare, poi il regista va in vacanza. No. Il regista lì si siede e deve dire ok, abbiamo un materiale, abbiamo un mondo che non è mai stato raccontato, perché ritorno un po' all'inizio, quando abbiamo fatto quella breve introduzione, il vero punto è stato che personalmente mi sono accorto che il mondo dei complottisti, nel bene e nel male, con cliché o senza cliché, al cinema in Italia non era mai stato trattato come tema, e quindi mi sono un po' preso anche una responsabilità, perché nel senso ci sarà anche un motivo per cui nessuno l'ha voluto fare probabilmente. Di certo dal lato mio mi sono accorto che, guardando un po', analizzando il presente, il complottista come parola, come termine, come definizione, accendiamo stasera la televisione, proprio adesso che andiamo a casa, e c'è un giornalista, un opinionista, un influencer, che so io, che dirà complottista, complotto, cioè proprio è sulla bocca di tutte le persone. Quindi è un argomento molto caldo che è a tutti i livelli della nostra società, e quindi a me piaceva approfondirlo, entrarci dentro. Io stesso ho avuto delle fasi anche nella mia vita, perché poi, andando ad approfondire questo tema, è uscito fuori che in realtà tutti noi siamo o saremo o siamo stati dei complottisti. Quindi è già un qualcosa che non è scontato, perché tendenzialmente si dice che il complottista, se tipo ora noi apriamo lo smartphone e chiediamo a ChatGPT il complottista, forse esco io, forse perché sono associato al film, non lo so, però in realtà non ne uscirei io, ma esce un uomo, di solito maschio quindi, sui circa 50-55 anni, coi capelli grigi, un po' all'insù, gli occhi sgranati e avvolto nell'alluminio, perché è un pazzo. Nel senso che nella società il complottista è genericamente visto, quindi un cliché, come un pazzo. In realtà non è così, nel senso, l'operazione nel film, tutto il lavoro, la parte più difficile è stata proprio far capire anche a chi, ora voi che siete qui, che avete visto il film, che in realtà il complottista è semplicemente una persona come chiunque di noi, e tutti noi possiamo essere complottisti, punto. Cioè un punto di partenza importante, perché da qui poi si parte e si capiscono e si comprendono le cose, perché il seme del dubbio è dentro tutti noi, cioè tutti noi da esseri umani dubitiamo delle cose che ci capitano e ci diamo delle risposte.
Cosa altro è successo nel frattempo? Che informarsi è diventato sempre più complesso. Parlo ovviamente sempre dal mio punto di vista, che ho lavorato a questo film e che in un certo modo mi sono trovato a essere osservatore di quello che stava succedendo intorno a me. E mi sembra chiaro che informarsi è sempre più complicato, perché se prima del 2020, diciamo, le informazioni erano più generaliste, nel senso ti informavi in televisione e c'erano i vari programmi, quindi se tu eri di un certo tipo di orientamento guardavi Rete 3, mio nonno non l'ha mai guardata, se eri di un altro Rete 4, Canale 5, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, e poi c'erano i giornali classici, nel senso quelli generalisti, cartacei, eppure lì era uguale. Se la pensi in un modo ti leggi un giornale, in un altro ne leggi un altro giornale e siamo lì. Oggi invece siamo in un periodo storico in cui l'informazione è anche mio cugino, che apro il social e scopro che mio cugino mi sta informando su come devo fare una cosa e me lo dice con una certa sicurezza e io poi dico, oddio, però se me lo sta dicendo mio cugino magari ha ragione lui. Quindi nel senso, ora vabbè, ho fatto questo esempio di mio cugino così per scherzare, però nel senso è complesso e noi l'abbiamo provato e sperimentato con una scelta promozionale originale, diciamo in questo caso, e cioè creando, perché non avevamo tanto tempo, non avevamo soldi e quindi dovevamo fare qualcosa di originale e quindi abbiamo creato proprio quello che c'è nel film, nel senso il film abbiamo inventato una teoria del complotto, che è quella dei lampioni che lampeggiano, che vengono usati dai servizi segreti per comunicare dei codici segreti, che è quello che avete appena visto, diciamo, brevemente. Quindi abbiamo ipotizzato che potesse diventare una teoria virale, perché appunto con la facilità per cui dai all'algoritmo un'invenzione di questo tipo, l'algoritmo poi si sbizzarrisce, perché comunque è anche intrattenimento da un certo punto di vista, cioè apre, ti fai delle domande, ti incuriosisce, e poi abbiamo visto comunque il personaggio in effetti è proprio bravo, non è semplice mettersi a tradurre, imparare l'alfabeto Morse, cioè fa una ricerca vera e propria, cioè arriva in fondo, fino alla verità, fino in fondo, quindi comunque è tanto di cappello. Però era un'ipotesi, perché onestamente nel lavoro di ricerca del film io non avevo mai sperimentato direttamente una teoria che potesse diventare virale, quindi abbiamo fatto una pagina, abbiamo aperto una pagina su Instagram da zero che si chiamava Il Complottista XYZ, nome ambiguo, e abbiamo iniziato a lanciare delle teorie del complotto in un'estetica abbastanza, diciamo, comune, simile alle teorie più grandi che girano, che tra l'altro ci sono anche state molto criticate da molte persone, nel senso siamo un po' demodé, ci hanno anche detto. Fatto sta, diventano virali. Cioè abbiamo avuto un momento in cui la nostra teoria, che probabilmente 1, 2, 3 di voi può essere anche che gli sia capitata sui telefoni, magari se è successo per favore ditemelo, che a me dà un po' di soddisfazione, ed è quella di Massimo Ranieri con l'occhio rosso sul palco dell'Ariston, che il capillare in realtà era semplicemente perché lui è un rettiliano e si sta mostrando davanti a tutto il mondo per quello che è, senza nessun tipo di pudore, di problema. Oh, diventa virale, 150.000 visualizzazioni, una pagina che ha 200 follower. Cioè, una roba assurda. E poi da lì ne sono uscite altre. Poi, nostro malgrado, in quel periodo, tanto qua siamo aperti, abbiamo visto il film, il dibattito è anche fatto per questo. Abbiamo ipotizzato, perché il Papa si vedeva che non stava... non parliamo. Però nel senso, si vede che il Papa ultimamente non stava alla grande, nel senso, prima che fosse ricoverato e tutto quanto. E noi abbiamo ipotizzato, scherzando, che in realtà era un cyborg, eccetera, eccetera, eccetera. Porca miseria. Ma è partito di tutto. Si è alzato un polverone... 2 o 3 giorni dopo apro Repubblica, per caso, così che la stavo sfogliando, e la Digos stava indagando probabilmente su di noi. È una roba, nel senso, vabbè, io dico qua scherzando e ridendo. Hanno detto però non andremo oltre, li stiamo tenendo d'occhio, questo hanno detto. Questo per dire che appunto abbiamo completato anche un qualcosa che era dentro il film che onestamente non avevamo sperimentato, e cioè di quanto appunto una teoria completamente inventata anche con scopo satirico, perché non era neanche con scopo di ricerca, di approfondimento, era puramente satira, cioè per farci una risata e anche un po' grottesca. Campi Flegrei. No, abbiamo fatto un video più virale di tutti, penso stia a 200.000 visualizzazioni. Abbiamo detto che il bradisismo è un piano segreto, perché in realtà quelle persone definite bradipe a una certa età le cacciano dai Campi Flegrei. Panico. 200.000 visualizzazioni. E poi esce un mondo, perché esce un mondo enorme e a noi ci diverte, nel senso, in quel caso era evidente l'intento satirico, però all'algoritmo non gliene frega niente. Cioè la cosa paradossale è questa, perché poi abbiamo fatto dei video anche seri magari, dove raccontavamo delle cose più serie, e l'algoritmo ci faceva 300 visualizzazioni. E questi numeri io ve li dico senza... che noi abbiamo investito €1 di sponsorizzazioni, cioè vuol dire che sono numeri. Ora sto dando degli stimoli a voi spettatori, domani aprite sti canali e iniziate a fare dei numeri incredibili. Vabbè, potete farlo se volete, ecco, ci sono molte persone che lo fanno,
Questo no, per dire una trovata, diciamo, originale che abbiamo pensato per appunto creare questo hype intorno a poi il film, e la rivelazione che noi temevamo fosse un problema, perché comunque la pagina in un mese avevamo degli aficionados, nel senso molte persone si divertivano a seguirci sia per farsi una risata, sia per magari prendere un po' più sul serio l'argomento, oppure aprire banalmente un dibattito, perché poi sotto ai nostri temi c'era proprio una zanzara, diciamo, di situazione che era uscita fuori. E no, vabbè, questo niente, per raccontarvi questo espediente. Poi abbiamo fatto la rivelazione e sono rimasti tutte le persone che ci avevano seguito fino a quel giorno sono rimaste, e ora non so, ecco, questo era così per dire. Sì, comunque è interessante appunto il fatto che questo sia un piccolo film innanzitutto, e che quindi abbia necessariamente bisogno anche di trovate alternative per essere pubblicizzato, e direi che insomma ci siete riusciti ottimamente. Vorrei spostarmi un attimo sul cast di questo film, perché penso sia davvero uno dei punti di forza. Ci sono tanti attori che sono perfettamente in parte e sono obiettivamente molto bravi. Il protagonista non è interpretato dallo stesso attore del corto, qui c'è Fabrizio Rongione che fa un lavoro secondo me ottimo in sottrazione, però vorrei che ci dicessi qualcosa anche su tutto il cast di contorno, perché io ho trovato che questo film abbia la capacità di restituire in alcuni momenti davvero quell'atmosfera proprio da quartiere romano, molto, molto verosimile, molto verace, diciamo, cosa che non ci riescono, secondo me, che non riescono a fare tanti film che più propriamente cercano di andare, diciamo, a rimestare nel colore romanesco, eccetera. Questo film ha una coscienza del luogo, una coscienza dell'ambiente che a me ha colpito personalmente. Ti ringrazio, perché per me pure era molto importante, nel senso che appunto appena abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura, un aspetto per me necessario, cioè il film non lo vedevo, ma seriamente non lo vedevo, finché non avrei trovato il quartiere, perché essendo un film di quartiere, il quartiere è l'arena, e già sapevo appunto, come hai detto te, il film è piccolo, ovviamente il film è corale, nel senso che quello che hai visto sono 40 ruoli parlanti, è tanto, nel senso di solito le opere prime ne hanno 6. Più o meno, che si alternano, e poi ci sono magari quei 3-4 ruoli che appaiono e poi però dicono buongiorno, buonasera, la stanza 6 è di là. Nel senso, nel nostro caso invece sono personaggi che ritornano in più scene, e sono poi quelle persone che animano e vivono i quartieri, e quindi in realtà la prima cosa è stato trovare il quartiere. Ne ho girati diversi, anche alcuni molto preoccupanti, diciamo, i quartieri sono finiti anche sulle cronache recenti italiane, finché non mi sono innamorato del Quadraro Vecchio. Il Quadraro Vecchio è appunto questo quartiere di case basse tra però, diciamo, palazzi altissimi, nel senso che è un appunto di Via Tuscolana. Via Tuscolana è un quartiere da 350.000 abitanti, un quartiere di Roma. Quindi Pordenone quante fa? 90? 100? No, 60. 60? Sì. Ecco, poco meno quindi, di 60. Quindi matematica, 7 Pordenone. Sì, quindi sì. questo quartiere ha 7 Pordenone dentro, e all'interno però c'è questo microcosmo che è veramente un mondo fermo nel tempo, che è un po' quello che abbiamo provato a restituire nel film. Tra l'altro la barberia è anche una barberia storica, nel senso che era la barberia dove si andava a fare la barba e i capelli Totò e Alberto Sordi, perché Cinecittà è il quartiere di fianco, cioè il continuo di Tuscolana è Cinecittà. Quindi c'era questa barberia che era ferma, chiusa, perché la figlia ha detto: io questa non la do a nessuno, gliel'avano subito comprata, ha detto col cavolo, questa rimane così, e l'abbiamo intercettata e ce l'ha aperta, e vabbè, questo è per dire un po' appunto come mi piace lavorare nel quartiere. E molti dei ruoli appunto che avete visto sono non attori, circa 2/3 del cast sono appunto, è come se ora ci mettiamo qua fuori e vediamo un po' cosa esce fuori. Magari tra di voi qualcuno può benissimo, senza dover fare chissà cosa, mostrare un lato umano, empatico che ha dentro, di sensazioni, di emozioni, e replicare cose in scena. Ad esempio la scena dell'arresto nella cella, quando c'è quello che è finito anche nel trailer, io l'ho detto, lui è Ivan, uno che ho preso così per strada, che aveva pure una situazione strana, complicata, penso con precedenti, cose, un tipo particolare. Fatto sta, io ho fatto il provino, era incredibile, era troppo verosimile, perché sembrava una cosa che avesse veramente vissuto. Probabilmente sì, no, io l'ho voluto chiedere per rispetto, non gliel'ho voluto chiedere, però in scena c'erano le figurazioni vere, perché quelle ci sono dei professionisti, perché non è che possiamo fare il casting anche appunto per non quello che dice la stanza 6 è di là, ma per quello che è di fianco a quello che deve dire quella cosa. Non possiamo andare a prendere proprio ogni persona, e quindi ci sono anche i figuranti professionisti, perché è una professione a tutti gli effetti, le persone che lavorano tutte le settimane facendo i figuranti, e quindi dei professionisti. E abbiamo affidato questo Ivan, vengono da me e fanno: Valè, ma questo ma dove l'hai preso? Ma se sbraccia per davvero cioè lo fa davvero, onestamente non ce la faccio più, cioè devi fare la scena un'altra volta. Però per dirvi che appunto
mi piaceva restituire questa dimensione molto realistica che si tende un po' a sottovalutare. È un altro esempio, perché spesso ci si appoggia a delle agenzie anche per i ruoli più piccoli, che però sono ruoli, quindi che vi restituiscono qualcosa, e c'è il ragazzo sempre nella cella, torna alla scena della cella, che è quello che gli chiede c'è una sigaretta, te sei il barbiere, così, che era ragazzo secco cella 1, tipo questa era scritto in sceneggiatura. E ovviamente arriva poi questa scena alle agenzie e ci iniziano a mandare questi sorta di attori che ci devono fare, però non sono gli attori, poi ci sono tipo la serie A, la serie B, la serie C, la serie D, nel senso ci sono varie categorie e ci arrivano questa sorta di attori che spesso appunto fanno i figuranti o comunque non so bene come identificarli. Fatto sta, però facevano il tossico in quel caso e quindi a queste scene questi qua c'hai la sigaretta e facevo, in maniera troppo sì, però io li vedo, ormai li riconosco, li vedo in un botto dei film italiani perché è comodo. Tu chiami un'agenzia, ti manda quello che comunque due tecniche di attore ce l'ha, confezionato su quel ti trasmette comunque quella cosa simile a quella che dovrebbe essere, non è vera. E lì io non ce la facevo, tra l'altro avevo un po' dei casini, non c'era tempo e tutto, se non che sotto casa mia in quel periodo c'era un giro dei craccomani particolare, che però poi è finito all'improvviso. Perché ho scoperto, perché così funziona Roma, che quei craccomani, penso pure tutto il resto dell'Italia, ora parlo di Roma per dire, che però Roma, no, questo penso sia molto romano. Avevano chiuso una piazza di spaccio vicino a dove abito io. Quindi quelli che stavano a consumare il crack lì sono venuti sotto casa mia. Poi, così funziona il mondo in realtà, quindi universale, in quel quartiere c'era un tizio che evidentemente conosceva qualcuno al comune, all'assessorato, non so dove, che quindi ha rotto le scatole 1, 2, 5 volte e quindi hanno semplicemente detto vabbè, trasferiamoli. E sono andati al quartiere dopo. Lì uguale, perché poi magari un altro livello, un'altra cosa ha trovato, e ora questi sono finiti in un quartiere che è al centro di tutte le cronache, che è il Quarticciolo, che non so se ne avete sentito parlare, però se ne parla tanto di Roma, e quindi ora sono tutti là. Fatto sta, mi alzo una mattina dove non c'era più questo giro di craccomani sotto casa mia e vedo però sta scena, c'era questo ragazzo alle 8:30 che stava, proprio quello che avete visto, e stava lì e stava importunando degli operai di un cantiere che stavano lavorando alle 8:30 di mattina e stava dicendo oh mio Dio, sono già tornati, porca miseria, allora tutto falso, quello che ci hanno detto era una teoria falsa. Se non che poi vedo che prende sti calcinacci e li solleva e fatto oh mio Dio, mo te menano, cioè glielo sta lanciando in testa. Invece era uno che lavora nel cantiere, ho fatto questo è perfetto, sono sceso di corsa, sono entrato nel cantiere e lo sono andato a prendere, io ho detto tu devi venire a fare il provino, io ti ho visto, cioè io cerco te. Mi fa ma che senti davvero? Ho fatto sì, troppo, sei troppo perfetto, vieni a fare il provino. Poi non so, era strano, mi ha detto come ti chiami Mauro? Ma chiamami Marco. Ho fatto boh, vabbè. Mi fa perché sul cantiere Marco è più duro di Mauro. Interessante comunque capi quante cose uno scopre poi, nel senso devi scrivere una scena in un cantiere, non chiami uno Mauro, lo chiami Marco. A Marco. È una roba, Fatto sta, viene a fare il provino, si cambia tutto profumato. Dopo quel giorno stesso è venuto, ha fatto una scena incredibile e ora l'ha preso una di quelle agenzie. Vedi. Capito al Mauro? Anche lui diventerà. Sì. Ma in un caso, tanto è una delle, se vogliamo, dei personaggi che rimangono più impressi nella memoria di questo film, che è la signora. Quella, diciamo, in quel caso addirittura hai rinunciato ad un'attrice di serie A che avevi tra virgolette a disposizione, ma hai preferito l'attrice non professionista perché le dava 10 a 0. Sì, questo poi ovviamente sono ossessionato con questa cosa e quindi ho detto andiamo fino in fondo e ho corteggiato una signora barista romana di circa 77 anni che ora è diventata anche virale, vabbè non voglio annoiarvi all'infinito, poi magari vi do il nome e ve la cercate. E la notavo perché questa ne spara una dietro l'altra, cioè proprio una di quelle che ti offende. Tu arrivi là, scusi o dico io a lei, cioè tipo proprio che ti aggredisce, ti inizia a prendere a parolacce, a male parole. C'è un personaggio incredibile, l'ho studiata per 2 mesi finché un giorno mi avvicino e faccio ciao Rosy, senti io ti sto guardando da tempo, lo vedevo, ma che vuoi, tipo un po' preoccupata, no ti vorrei offrire una parte, una cosa così e cosa, e è venuto a fare il provino, l'ho presa, mi ha detto sì va bene ma mi devi venire a prendere sotto casa, ho fatto vabbè certo, non sia mai, vengo certo. Fatto sta per quel ruolo, però ovviamente stiamo parlando di un film, nel senso è il ruolo, è la signora quella là quella che fa ridere, sì. In base quella che ha Burino ma che fa i metocchi, c'è tutta la teoria su Marilyn Monroe incredibile, ce n'ha tantissime, nel senso, vabbè, è lei, cioè un punto iconico del film. Per quel ruolo avevo incontrato anche un'attrice molto importante, candidata anche al David di Donatello, che aveva accettato, nel senso che era interessata al progetto, però poi ho visto a lei che ha improvvisato tutto, perché io le avevo detto Rosy devi dire questo e questo, lei arriva e fa li mortacci tua, oh ma a me che fai, me tocchi, ma va via Burino, tipo così, ho fatto boh vabbè genio. Abbiamo fatto vedere il provino alla produzione
e non c'è stata storia. Cioè, però non è l'esempio positivo, perché ovviamente nel film ci sono anche grandissimi attori di teatro, certo. ad esempio Maurizio di Dillo a Maurizio, penso sia il suo primo o secondo film della vita. Raga, quello è un attore della Madonna. Cioè lui è nello stabile di Torino e di Genova, è un attore di teatro altissimo livello, ha fatto Andreotti in Esterno Notte, non so chi di voi l'ha vista, ha lavorato anche nel 1992, 93, 94, faceva Dell'Utri, mi pare, e basta. Cioè un attore incredibile e basta. Poi mi ha raccontato appunto che lui doveva fare un lavoro con, mi pare, Dino Risi e poi per un motivo di vita non andò in porto e quindi ha un po' visto il cinema in un modo diverso, diciamo, e l'ha un po' iniziato a odiare, perché uno può anche odiare il cinema, e lui è assurdo che come un attore di quel livello, di livello come il suo, non abbia fatto un film da protagonista ancora, ad esempio. Quindi, vabbè, c'è anche poi Ernesto Maillet, che voglio dire... Ernesto Maillet, sì. Ha lavorato con Garrone, Ernesto Maillet sono andato a prenderlo a casa. Vabbè, racconto poi. Lui non è uno un po' che sta un po' nel suo mondo, comunque ha 80 anni, ne dimostra magari qualcuno in meno, però comunque è un signore. Sì, per intenderci, giusto per chiarire, è l'ingegnere, no? Quello che incontra alla fine. E è l'imbalsamatore di Garrone, che vinse anche il Davide Donatello, quindi è un attore molto molto bravo. Era difficile da convincere. Fatto stavo, sono andato a Castella, dove sono andato, a Torre del Greco, sotto casa sua, con la sceneggiatura in mano, e a quel punto mi ha dovuto dire di sì. Quando si va porta a porta. Sì. Bene, io passerei a voi, se c'è qualche curiosità alzate la mano, io mi avvicino col microfono e volentieri rispondo, per cui fatevi avanti senza problemi. Sì? Arrivo. Mi date una mano? Sì? Buonasera, ciao. Buonasera. Non riguarda proprio propriamente il film, riguarda più te. Posso darti del tu perché sei così giovane. Certo. Vedendoti questa sera, sentendoti parlare, mi chiedo se tu hai studiato solo come regista oppure hai studiato cinema in senso più ampio, e se pensi nella tua prossima opera di lavorare anche come attore, perché credo che potrebbe essere... Sei la prima che me lo dice. Allora, io ho studiato, in realtà io dovevo fare musica per film, ero partito a studiare musica e composizione, poi dopo ho capito che era solo film e musica, però questa è una parentesi. No, poi ho studiato alla Sapienza, che è l'Università Pubblica di Roma, ho studiato lettere, indirizzo cinema e spettacolo, che è il corrispettivo un po' del DAMS, quindi... Sì, ho fatto questo percorso e poi nel frattempo lì con un po' di ragazzi, amici, amiche abbiamo fatto dei cortometraggi con un collettivo, e uno di questi poi è stato preso al centro sperimentale. In realtà ho provato 2 volte, perché comunque è una scuola molto complessa, quindi non è che entri alla prima botta. Ho amici miei che hanno provato pure 3 volte prima di entrare, però se ti ci incaponisci e ti ossessioni qualcosa riesci a beccare, e quindi sono riuscito poi a entrare lì e ho fatto 3 anni di centro sperimentale regia, e poi ora... sono riuscito a fare questo passaggio che un po' vi ho accennato prima, casuale o non, comunque a lungometraggio. E non so se c'era una seconda parte della domanda. L'attore? Cosa voglio lavorare? Allora in realtà, appunto, come ho detto prima, fare un tour, perché abbiamo scelto di uscire a tour e non uscire in programmazione classica, perché avremmo rischiato che poi il film dopo una settimana sarebbe scomparso, cioè letteralmente, perché ci avrebbero messo probabilmente a fine maggio, e penso anche ognuno di voi inizia a pensare dove andare a passare una parte dell'estate, se al mare o in montagna o al lago. Quindi uscire a fine maggio per un film così, che non ha appunto Edoardo Leo o Antonio Albanese o grandi nomi di cast che da soli muovono le persone per curiosità, per interesse o per altro, sarebbe scomparso. Quindi, avendo a un certo punto messo a fuoco questa cosa, mi sono dovuto accendere proprio. Ho detto ok, no, qua dobbiamo inventarci qualcosa. Poi con tutte le persone che sono dietro di me, ora vengo io, ma siamo in tanti che mi seguono. Sia qui c'è Luigi, vabbè, che l'avete visto, è là, che ci è stata una mano in tutta la logistica, ma poi da Roma ci seguono altri ragazzi, cioè c'è un bel fermento, e abbiamo deciso di uscire in questa versione originale al tour proprio per creare un contatto umano con le persone, anche visto anche comunque il tipo di film, il tema, cioè era interessante per me proprio incontrare le persone. Tra l'altro all'ingresso c'è un quaderno giallo, il quaderno dei complotti. Sono molto deluso perché nessuno di voi ha scritto nulla, mentre nelle altre città sono stati bravissimi, anche a Udine, quindi per favore fatevi valere, ve prego. E è un quaderno dove potete scrivere una teoria in cui credete, una teoria in cui avete creduto, o una teoria che vi è stata raccontata e la volete condividere, anche anonima, va bene. E il quaderno lì all'ingresso è il quaderno giallo. Non lo so, se vuole quaderno giallo possiamo provare.
No, non lo so, non penso, però sicuramente mi piace avere, appunto, uscendo a tour e facendo un incontro, e ora oggi è l'ultima tappa del nord-est, nord Italia, e poi andiamo a Roma. Roma, appunto, avete potuto capire dal film, è tipo enorme, quindi abbiamo deciso di fare un tour di quartiere, quindi andremo in ogni quartiere col film, come abbiamo fatto appunto nel Triveneto, negli ultimi 6 giorni circa, e poi andremo alle isole, Sardegna, Sicilia e poi Campania, Calabria, stiamo provando. Comunque è tutto un po' in divenire, quindi è un lavoro, diciamo. Da un certo punto di vista mi richiede tanto tempo a me e a tutti i collaboratori. E poi sì, vorrei probabilmente andare avanti con le commedie, perché quando uno lancia un seme, questo è il primo, quindi è bene approfondirlo, è un tema. A me piace molto la commedia italiana, e le commedie italiane contemporanee non mi fanno proprio impazzire, quindi se posso contribuire nel tempo con un lavoro, mi piacerebbe appunto continuare questa indagine su questo mondo un po' di commedia appunto amara, dove ci sono appunto contemporanee, parliamo del presente, dell'oggi, con personaggi magari che spesso possono essere identificati come negativi per vari motivi, e che poi invece mostrano una grande umanità e una grande dignità, quindi questo un po'. C'è qualcun altro? Se no chiedo io a Valerio di raccontare una cosa. Vorrei farti una domanda un po' più facceta e una un po' più seria. Partiamo dalla faccetta, visto che siamo in clima. Vorrei che tu ci raccontassi la storia cui mi accennavi poco fa sulle riprese a Montecitorio, perché secondo me è interessante e dà l'idea anche di come un film sia sempre un viaggio, in fin dei conti, che si scontra anche con i fatti dell'attualità e con i cambiamenti, insomma, del nostro assolutamente. E allora scriviamo questa sceneggiatura, avete visto, parliamo di attualità, di politica anche, quindi per me non poteva non esserci una scena davanti a Montecitorio, al Parlamento, cioè se un lampione deve lampeggiare deve essere quello di Montecitorio, punto, cioè non c'è storia, cioè deve essere quello. E l'abbiamo scritto, che ci vuole, in sceneggiatura lo scrivi, poi lo vedi dopo, questa è un po' la teoria spesso. Che succede? Freschi, poi scopro che c'è anche sta legge a Roma, per cui se tu sei autore under 35 non paghi il suolo pubblico. Bomba, cioè abbiamo proprio studiato il perimetro, la cosa, il punto della via, là davanti di piazza Montecitorio, dove c'è la via del non so che vicolo. Perfetto, arriviamo là col furgoncino, così ci mettiamo lì, iniziamo a vedere. Io stavo là a fare registri, poi allora là mettiamo il lampione, là mettiamo l'altro lampione, qua mettiamo questo, vabbè il furgone lo si parcheggia là, così non si vede. A un certo punto arriva di corsa il direttore di produzione che è andato a parlare con la polizia, già ci stava guardando malissimo, con l'affanno così fa, Valerio, c'è un problema. Hai fatto, che succede Nino? Tanto abbiamo permessi, che ce frega? Fa, no, non hai capito, è che la sovrintendenza del Parlamento vuole leggere la sceneggiatura, se no non ci autorizza. Per me era un disastro, cioè non potevano leggere la sceneggiatura, cioè non esisteva, cioè non si poteva fare, cioè non potevamo, era, cioè non ce l'avrebbero fatto girare il film là, era evidente. E quindi guardo Nilo, si chiama Nilo, andiamo al Vaticano. Vabbè, andiamo al Vaticano. Boom, saliamo su sto furgone, andiamo tutti al Vaticano. Il Vaticano sembra meglio, troviamo il punto dove si collegano i giornalisti, quindi sono le vicende papali, con lo sfondo, con dietro appunto Piazza di San Pietro, eccetera, eccetera. Ho detto, vabbè, qua mettiamo il lampione, qua la cosa. Arriva Nilo, il direttore di produzione, fa, guarda, qua si può fare, mi sono informato adesso, sono 1.000 euro al minuto, potete dire quello che vi pare, al Vaticano non gliene frega niente. Ho fatto, vabbè, buono. Però ero deluso, perché per me doveva essere, cioè, il Parlamento, cioè, sai quando hai un'idea e dici quella, cioè, per me era il Parlamento, quindi mi ero incaponito. Però che succedeva? Eravamo a tipo 3 settimane dalla ripresa, forse 2, quindi di lì a poco avremmo girato e non ci avrebbero sbloccato questa cosa, stretto giro sul Parlamento. E quindi iniziamo a girare, succede una dietro l'altra, ma neanche ve le dico, cioè, ad esempio abbiamo beccato gli ambientalisti appiccicati sopra alla tangenziale ma è stata la più, no, ma non era il blocco, è stata la più greve in Italia, perché si erano appesi con le corde e quindi con l'elicottero li potevano sbloccare. Una roba hanno bloccato per 6 ore. Io ho detto, se li becco oggi muoio, perché noi non potevamo recuperare neanche un giorno di riprese, perché eravamo, cioè, proprio tutto in orario continuato, 8 ore al giorno, cioè proprio una roba, una macchina da guerra. Quindi ero disperato. Quello là a Roma era tutta bloccata, c'era un'ansia assurda, piogge, non piogge, cioè il cambiamento climatico non si capiva niente, perché appunto abbiamo avuto il giugno più piovoso della storia di Roma. Quindi noi ipotizzavamo la scena al lago del Bracciano, siamo arrivati col sole, all'improvviso diluvia. Cioè ci sono foto di scena che siamo tutti con gli ombrelli, quello che avete visto al tramonto è stata una botta di culo, è uscito il sole un attimo e ho detto, oh, dobbiamo riprendere, gira la macchina, pum, giri la macchina e riprendi il sole. Vabbè, fatto sta, in questo clima così, dove ci saltano anche attori, succede di tutto. Un giorno arriva Nilo di nuovo da me. Nel frattempo, parentesi, noi giravamo le scene del film dicendo una volta Parlamento, una volta Vaticano, una volta là. Tipo, che ne so, nel bar c'è Bruno, quello romano, che poi è uno noto, anche ha fatto Romanzo Criminale, e fa, oh, guarda, c'è sta il lampione davanti al Vaticano che lampeggia. E noi, ok, poi stop, facciamo un'altra, Parlamento, ok.
oh guarda c'è sta il lampone davanti al Parlamento, lampeggia, stop, ora fai quella generica, oh guarda c'è sta il lampione che lampeggia là. Questo è stato per almeno 4 scene, per farvi 4 giornate di ripresa, finché nel disastro più totale del set mi ritorna Nilo, il direttore di produzione, e mi fa con l'affanno: Valerio, c'è una bomba. Ho fatto: Nilo, che è successo? Te prego, basta, una dietro l'altra, non ce la posso fare neanch'io. Lui fa: questa è una bomba vera? E fate: dimmi, è morto Berlusconi. Era il 2023. E faccio: sì, l'ho letto ieri, non sapevo che dirgli. E mi fissava, io dicevo: mi dispiace, gli ho detto, sinceramente ho detto: mi dispiace. E lui fa: ma no, non hai capito, i parlamentari sono in ferie per una settimana e non vogliono più leggere la sceneggiatura, possiamo girare al Parlamento. E boh, furgoni, lampioni, abbiamo fatto come ci pareva, quindi è stato molto divertente. È vero, ci fu anche lo scandalo all'epoca. Ci fu lo scandalo, io ero felicissimo. Tutti a dire, anche i miei amici, persone che conoscevano: Sky in Italia, cioè 7 giorni, che parlamentari abbiamo? Io facevo: no, guarda, in realtà facessero anche una settimana in più in quel caso. Sì, ero proprio soddisfatto di questa cosa. Passo alla domanda più seria, tornando un po' in realtà al cuore del film, al modo in cui questo film tratta il tema di cui si occupa. In realtà questa mi sembra sia una storia di solitudini, in fin dei conti, che si incontrano, no? C'è quella del protagonista di Antonio, che è un po' un tentativo di isolamento in un certo senso, no? E dall'altra parte invece, con l'incontro finale con il personaggio di Ernesto Maillet, c'è l'incontro con una solitudine proprio scelta pervicacemente. Tu l'hai costruito così questo film, nel senso cercando di rendere dal punto di vista esistenziale questo mondo come un incrocio di solitudini, o è una cosa che leggo io, o era proprio l'idea di dare questo tono a quel mondo? No, hai colto appieno, nel senso che il fulcro del film poi arriva nel finale, nel senso la dichiarazione vera e propria, quando lui incontra un suo doppio, diciamo così, se proviamo parlare più seriamente. E infatti anche a livello scenografico, non so quanti di voi l'hanno potuto notare, perché il film ha tantissimi elementi, quindi anche magari a volte uno si perde, però noi abbiamo proprio ricostruito la stanza di Ernesto, quindi dell'ingegnere, identica, proprio copia 1 a 1, cioè era proprio una scelta stilistica. Ovviamente è nel sottotesto, non si nota subito, però questo incrocio di solitudini sono un po' il cuore del film, nel senso che sicuramente anch'io, quando ho scritto il film, quando ho pensato a questa storia, ero in un momento di isolamento, perché stiamo parlando comunque, questa storia viene dal 2020, quindi c'è un seme mio personale anche, in cui mentre la pensavo, la immaginavo, ero un po' solo, non avevo contatto umano con i miei amici, era tutto un po' a distanza, quindi ci sono degli elementi che poi dopo sono un po' rimasti, perché onestamente ho notato sia su di me che su persone che conosco un rapporto sempre più forte comunque con l'aspetto più digitale della vita, cioè tutti ora abbiamo un computer portatile, fino al 2020 non tutti avevamo un computer portatile, io non lo dovevo avere per forza. Ora a chiunque, anche se fai lavoro X, ti possono dire che devi fare una call, perché lo devi fare, io oggi ho fatto una call inutile, però la dovevo fare, mi ho detto ti devi collegarlo, mi sono collegato, e è normale adesso, no? Però prima magari non c'era questa cosa. E così come appunto anche TikTok o dei mondi digitali, social che non esistevano, cioè TikTok, se non sbaglio, prima del 2020 non era... probabilmente esisteva, ma non era trending. Sì, non era, però così, esatto. Sì, Tra l'altro una cosa interessante, così per di nuovo fare una piccola digressione, l'età media di TikTok delle nostre pagine che abbiamo lanciato è molto più alta di quella di Instagram, a mia sorpresa, nel senso TikTok abbiamo la fascia 45-55, Instagram 25-35, quindi vabbè, questo era così. Magari lo sapevate già, io non lo sapevo. E quindi no, per ritornare indietro, sì, il film l'ho un po' voluto raccontare sicuramente dal punto di vista di una persona comune, per permettere anche a chiunque guardasse il film di empatizzare con lui e di ritrovare in Rongione, quindi in Antonio, Rongione l'attore, una persona molto vicina, come potrebbe essere un amico, un fratello, una sorella, un parente, un cugino, non lo so, cioè veramente la persona che incontri anche davanti al supermercato. E sicuramente la scelta anche di Rongione, che ha questo volto un po' appunto di buono, perché lui è un buono, è anche una scelta appunto controtendenza, perché spesso non associeresti, cioè anzi durante i provini per scegliere il protagonista, molti attori anche molto molto bravi arrivavano con un'idea sbagliata del complottista, cioè con l'idea del pazzo, e quindi arrivavano a farmi il provino sgranando gli occhi, ma anche senza volere, cioè io dicevo: guarda, non è quello che cerco, vorrei una dimensione più umana, reale, cioè di come veramente tu mi racconti ora, di come tifi la Roma, che ne so, cioè di quando mi racconti di quella cosa assurda, ma in quel modo, non senza sgranare gli occhi, perché tu non mi racconteresti mai dello scandalo dietro all'ultimo scambio di un giocatore della Roma, sgranando gli occhi e iniziando a fare delle faccette, me lo diresti normalmente. Questa cosa, stranamente, perché nella nostra società è proprio dentro la testa che il complottista deve essere un pazzo,
che non glielo riuscivo a togliere. E tra quelli che ho visto, ne ho visti una ventina, Rongione era veramente uno dei pochi, forse l'unico, che non ci ha pensato mai. Cioè non ce l'aveva proprio in testa, non c'aveva l'idea del complottista. Lui era semplicemente la persona che aveva un'ossessione. Infatti alla fine il film, poi se lo vogliamo prendere dall'alto, è un film di ossessioni, e quindi la solitudine quando hai un'ossessione vai a braccetto, e poi ha delle conseguenze, quindi è perdere magari gli affetti, perdere magari il senno, ora l'attività sua gli va bene ma domani potrebbe fallire, e così come con la moglie, la sua compagna di vita con cui ha costruito comunque tutto quello che ha fino a quel momento, e l'ossessione ti porta anche a non vedere più, a essere cieco, e quindi poi l'arrivo alla verità, diciamo così, chiamiamola così nel nostro caso. Quindi l'incontro con Ernesto Maillet è un po' questo doppio di due solitudini che si ritrovano, però con grande dignità. Cioè mi piace sempre l'elemento della dignità, nel senso, comunque sono personaggi che hanno, cioè per me lui, Antonio, è eroico in quello che fa, nel senso è un eroe, nel senso fa tutte queste traduzioni, si crede in un'idea fino in fondo. Cioè se io per primo lo andassi a giudicare, il film non si reggeva in piedi, cioè non sarebbe stato quello che avete visto probabilmente. Grazie Valerio, io chiuderei, ma ovviamente se c'è qualche curiosità in coda fatevi avanti senza problemi, se no ringrazierei ancora una volta con un grande applauso Valerio Ferrara. Grazie tanto, grazie. Se il tuo prossimo film sarà, come ci hai detto, una commedia, sai che Cinema Zero ti aspetta. Grazie, per la ci faremo presentazione. delle risate allora. Se avete qualche curiosità comunque lo trovate anche a basso, Sì, insomma, sì, un sì. attimo. Grazie. Il quaderno giallo, per favore.